Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Con il giuramento del sindaco Roberta Nesto si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Comunale di Cavallino Treporti, risultato dalle elezioni del 21 settembre scorso, che hanno visto per la prima volta la riconferma del primo cittadino uscente. Ripartiamo esattamente da dove avevamo lasciato, quindi con la lotta contro il Covid, per l'emergenza sanitaria, per il lavoro, per dare sicurezza alla nostra comunità, ma con anche tante opere pubbliche a buon punto iniziate o con tanti progetti da portare avanti, quindi nel segno della continuità per un'azione importante per il nostro territorio. Nel corso della prima seduta, la sindaco Nesto ha affidato anche alcune specifiche deleghe ad alcuni consiglieri comunali. Ad Angela Lazzarini, quella sul progetto Patentino dell'Ospitalità, formazione permanente nell'ambito della valorizzazione e promozione di Cavallino Treporti. Ad Anna Valleri, la delega ai progetti di studio per l'introduzione di nuove tecnologie per la promozione e marketing dell'agricoltura e dell'e-commerce. A Luciano Ballarin, la delega su progetti riguardanti Isole Treporti e interventi per la sicurezza idraulica. A Renzo Orazio la delega sui progetti di studio e formazione per il potenziamento dei sistemi di sicurezza attraverso anche l'utilizzo di nuove tecnologie. Riconferma poi anche per Giorgia Bortoluzzi nell'incarico di Presidente del Consiglio Comunale. Infine la nomina delle 4 commissioni permanenti. Sono 4 commissioni che si occupano di tutte le materie di cui il Comune è competente e quindi per area omogenea. Economico-finanziaria, territorio, i servizi alla persona, la mobilità, quindi insomma un sviluppo del territorio, quindi si tratta di prendere in esame le delibere prima che arrivino in Consiglio e di approfondire i vari temi. In chiusura di seduta poi un'apertura alla minoranza, annunciando l'invito ai rappresentanti dell'opposizione per un incontro interlocutorio in merito al programma dei prossimi 5 anni e la loro disponibilità e propositività. Lo spirito è quello della collaborazione. Noi siamo pronti ad assumerci anche all'interno delle commissioni dei ruoli di responsabilità. Quindi pensiamo che sia giusto riportare il Consiglio al proprio ruolo di controllo, di proposizione e di proposta e siamo davvero disponibili a questo confronto per 5 anni che siano fattivi e soprattutto sereni.